Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, Fioi. Oh. Fioi, cioè, ho dovuto lavorare un po' per questa chicca, perché era difficile da installare, infatti ho dovuto installare il gioco, installare le mod, un casino. La squadra di oggi, allora, Superstar campione, 6 minuti, sì. La squadra è la mia amata Ukraine. Ma il fatto, aspetta, intanto facciamo a caso, speriamo di non aver sfiga. Malta, diciamo che ci è andata abbastanza di culo. Molto bene, fase gironi. Gruppo A, Ucraina, Malta, Cina, Parma, cioè veramente il girone finalmente un po' di bava. Nel B, Islanda, Faroe, Vietnam, Argentina, culo anche argentino, Austria, Romania, Senegal, Venezuela, Slovacchia, Armenia, Algeria, El Salvador, Germania, Israele, Zimbabwe, Cile, Madonna che mondiale strano, Olanda, Gibilterra, Nepal, Perù, Turchia, Azerbaijan, Guinea, Brasile, Francia, Kosovo, Uzbekistan, Giamaica. Insomma, non tantissime squadre forti, quindi siamo stati fortunati. La chicca però è la seguente. Allora, avanzamento, prossima partita. La rosa prevede un campioncino di nome Andriy Shevchenko perché ogni tanto nei mondiali impossibili ci sarà una leggenda che entrerà nella squadra, tipo non so, quando farò col Brasile metterò magari Kakà, sicuramente quelle del Milan saranno più gettonate. Non so, faccio l'Olanda, magari potrei fare il trio olandese, però mettere per forza difficoltà massima, quindi non campione che già comunque è impossibile, l'abbiamo visto. Così, il discorso che però che è una moda, non è un semplice scema, ma sono riuscito a trovare. Cioè, intanto vabbè c'è anche la fotina in piccolo, ma sono riuscito proprio a trovare la versione del pallone d'oro col capello biondo lungo, cioè praticamente cioè, la cosa più bella del mondo, ecco, quindi è molto forte perché è 92, cioè è veramente una bestia. Vediamo cosa riusciamo a fare, insomma, diciamo che lui è il nostro Cristiano Ronaldo. Ehm, e dobbiamo sfruttarlo, abbiamo anche un girone semplice, quindi magari avremo l'occasione anche di fargli vincere come si dice, magari la classifica a capocannonieri, se non sarebbe male, con magari tanti gol contro queste squadrette qua. Quindi insomma Malta non è proprio uno squadrone. E niente ragazzi, sono gasatissimo, se vi faccio vedere il giocatore, è fatto veramente da Dio. Ok, tanto vabbè, c'è il capitano, non so, forse non ho neanche messo di default. Aspettate un attimo perché. No, oh. Eh... Per metterlo capitano non mi ricordo più. Oh cazzo. No, direi che non è qua. Perché col fatto che ho dovuto riavviare il tutto. Eccolo qua. Che ho dovuto riavviare tutto, ho perso un po' delle impostazioni. Perché ho dovuto praticamente cancellare tutto per mettere sto cazzo di file. Ok, calcio d'inizio. Andiamo. Ucraina, Malta. Prima gara del girone. Dei mondiali impossibili. Ok, vedete già cioè, come si dice, nell'anteprima c'è già un bel spoiler, però vederlo così in campo, cioè, spaccherei, speriamo veramente di avere un campione che spacca i culi, perché le leggende su PES 19 come erano fatte mi avevano un po' deluso. Perché ora sì, adesso si fa sul serio. Cioè, Con Vinicius guardatelo in ragazzi, porta, c'è una roba con incredibile. tante analisi Ha e i anche capelli, come finite cazzo qui li alla fanno a far così conclusione di questo perfetti? Cioè, primo non lo so. appassionante incontro. Cioè, veramente Adesso sarà impressionante. Va la importante scema che dà la mantenere carica. gli stadi Sto informiti mondiale impossibile che e lo tutti i voglio vincere, è tifosi l'obiettivo, ansiosi non di mi interessa. sostenere le proprie nazionali. E vi Guardare annuncio che dalla ci saranno anche, tranquillità alla vabbè, gli europei sintonia impossibili aggiornamenti. sicuramente, ma soprattutto la E allora Champions via, League che lo impossibile. spettacolo abbia inizio. Eccoli qua. Ecco Mi qualche ricordo da dettaglio piccolo con mio interessante. papà, Uno stadio televideo, cosa fa l'Ucraina? Ha ecoconfortevole, segnato Sheva organi a quante tassi, volte. usa in Mamma gran mia. parte energie rinnovabili. Lo stadio si zittisce, sarà ora l'inno dell'Ucraina a parlare. Eccolo qua. Eccolo qua. Vai, si parte. Partita di Ucraina-Malta. girone, Prima prova, sì, ecco prima prova del le fasi mondiale. Sono ancora definitive. su I MotoGP. giocatori sono Prima coscienti del partita di ruolo mondiali fondamentale impossibili. alla No, guida di aspetta. oggi. No, che La voglia di brutto. scendere in Dimmi che campo è posso finita cambiarlo poco a qua. sostituire il nervosismo del primo giorno di scuola. Ma dopo il fischio Allora, vedi, dell'arbitro, barra i 22 potenza in no. campo penseranno soltanto a portare il risultato a No. casa.
Perché devo salvarle ste cose L'arbitro ha già dato il via alle danze. che pare dover riavviare tutto Secondo te, veramente. quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Yarmolenko, che rispetta secondo me la tradizione Eccolo qua, Sheva degli subito. attaccanti ucraini. È una punta completa. Scusate, tanto come lo dice Caressa mi gasa la sua esultanza e subito vento di passioni. Perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Mamma mia. Tutta la perfezione. Ok, scusate. Missile di André. 1-0 subito. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Ci mette il fisico e conquista. Ma come lo dice Shevchenko. Ciao Fioi. Palla intercettata. Potrei fare anche una diventa un mito con Shev, lo dico, perché fatto così è perfetto, cazzo. Comunque si presenta bene André. Certo, sei talmente forte che da solo me le fa vincere tutte, devo mettere superstar, ma insomma ho visto i parametri comunque più scarso di Messi e Ronaldo, quindi ho detto ho guardato anche quello, diciamo, Occasione per il contropiede. proprio per avere un benchmark giusto. Comunque Malta non è un avversario sicuramente Continua ad difficile. avanzare verso l'aria. La butta in mezzo. Pericolo. Ok. Segnato il tiro della bandierina. Va bene. Zinchenko, mamma mia che Ucraina, manca solo l'euro e siamo a posto. Sciokowski, Good, Voronin, Zalfe. Allontana il E si pericolo. gode. Ma che partenza di Andrì, micidiale, vento di passioni, l'usignolo di Kiev. Ecco il traversone. Di testa, buh. Colpo di testa che si Abbiamo avuto la fortuna di avere anche un girone veramente abbordabile. Ah, su queste cose scusate ragazzi, ma riavviando purtroppo è così. Comunque ci sarà anche la Champions League impossibile, eh. Tanto le squadre ce l'hanno tutte, vorrei fare un po' tutto sinceramente. Sto PES merita. No, ma no, cominciamo. È già finito il Magic Moment? Chi lo sa? Malinowski. Vediamo se può capitalizzare. Cerca di lanciare il compagno. E c'è una palla filtrante. Andrì. Ottimo intervento. Attenzione il difensore. Pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Riesce incredibilmente a recuperare. La gioca in profondità. Ok. Zinchenko. Lungo passaggio in avanti. Beh, che ce la stiamo giocando comunque. Dovrei fare qualche gol in più per divertirmi un po' almeno in sto girone. Visto che gli ultimi mondiali veramente ci hanno lasciato la mare in bocca. Ah, grande Andrei, perfetto per Yarmolenko. Bello sto passaggio. Malinowski. Tiro. Ah, fuori di Il poco. portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. C'è la palla. Attenzione, cerchiamo di non perdere gol da Malta, grazie. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato. Con un gran passaggio. Sì, comunque il resto della squadra è normale, solo Andrì che è il fenomeno. Un'altra azione in copertura. Zinchenko. Provano a ripartire da dietro. 1-0 per il momento, comunque insomma, pensavo di essere già sul 3-4-0 dopo l'inizio, invece dopo ritorna il solito Kume che non riesce a segnare. Speriamo che l'audio sia giusto, l'ho anche settato, però è chiaro che ho perso tutti i settaggi vecchi. Che può farli sentire completamente al sicuro. Credo che nel secondo tempo spingeranno ancora di più per Ma chiudere stai la zitto. partita. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si ricomincia. Ottimo, roba nostra. Cerchiamo di chiuderla, grazie. Cerchiamo di chiuderla. Ok, Malinowski. Shevchenko. Missile. Di sinistro, che è ambidestro, però è chiaro che La gioia del gol, che parata! il suo piede è quello Sicuro destro. di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato.
Zinchenko. Si sbagliava Fabio. Libera al momento giusto. Quanto ho sognato di portare questa mod, che ringrazio. Comunque il creatore della mod è un certo Andri Mod, che è famosissimo su PES, solo che è un po' difficile da... è un po' difficile da, da installare, nel senso ci ho capito, ci ho messo un po', però vabbè. Sheva, Di sfruttare gli spazi. che avevo quella smoke, quindi insieme alla smoke era un po' un casino. Sarà un altro angolo. Provano a dare continuità alla Vai pressione. Zinchenko, 58esimo, però ancora 1-0 non mi va bene. È ben posizionato. Con il nostro bomber. Mette in mezzo, sponda che non riesce. Spazza il più lontano possibile. Però veramente con il Giappone, dopo la vittoria contro l'Argentina di Messi, non pensavo sinceramente di perdere, sono sincero, veramente non pensavo, invece è successo. Sono riuscito ad andare fuori da quel mondiale, col Portogallo, maledetta, la nostra bestia nera. Gioca una palla lunga. Spero di incontrare, forse non c'è per questo mondiale qua. Si fa trovare sulla traiettoria. Shevchenko si è marcato da 52 uomini. Lancio lungo del portiere. Giocata interrotta, devono essere più precisi Konoplyanka. con i passaggi. E No, anche nel Konoplyanka movimento no. senza palla. Bravo Kono. Andri. No. Palla in avanti verso il compagno. Ma perché non c'erano questi giochi negli anni d'oro del calcio? Porca miseria. Konoplyanka. In realtà c'era PES che era bellissimo. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. E FIFA non esisteva, però la grafica era quel che era bellissima per l'epoca. Vabbè, c'è alla fine uno streaming zitto 1-0, perché non voglio neanche pensare di prendere gol con questi, Cerca l'uomo là davanti. Questo ricorda anche gli europei impossibili di Polonia e Ucraina di tanto tempo fa, Madonna, quando il canale viveva i massimo splendore 12, 13, 14, che annate, figlio. Butta la profondità in. Sheva si è gasato troppo, siamo tutti gasati troppo, non abbiamo più fatto niente praticamente, che bello. Zinchenko. Ok per Junior Moraes, che però è distrutto, madonna. Sì. Vabbè, questa partita non ho fatto cambi, però dalla prossima penso che dobbiamo fare cambi. Zinchenko. Bravo, Konoplyanka! Assist di Sheva e Konoplyanka l'ha messa. Anche lui l'hanno messo questa risultanza. Sheva l'ho messa io, ma Konoplyanka non sapevo. Veramente un bel gol, 2-0. Passaggino e Konoplyanka di sinistro mette un gol imparabile, 2-0. Chiusa la pratica Malta. A questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Dai, davvero? Sì, direi quasi che è tutto Sheva. deciso. Gli ho messo le Mizuno come scarpe perché lui ha cominciato con le Lotto, le bianco e oro, poi nel 2006 mi sembra ha finito il rapporto con Lotto e ha cominciato il rapporto con Mizuno. Non ha mai avuto diciamo Adidas, Nike, robe così. Meno che ricordo, non so se negli ultimi anni, magari il Chelsea o la Dinamo quando è tornato, però non credo. Ok, e vinciamo 2-0, chiaramente l'avversario. Avremmo vinto anche senza Sheva comunque. Siamo la Cina, quindi vai di mascherine, cazzo. Vai di mascherine tattiche. Non ho guardato neanche la formazione perché sono abbastanza tranquillo, insomma, cioè... Ok. Ok, beh, comunque spero possa piacere sta cosa ogni tanto di mettere qualche leggenda, perché... sapete, sono nostalgico, poi il Kuma è un vecchiaccio, quindi ci sta. Vai. Con le mascherine per vincere. L'importante è andare avanti sulla stessa strada senza compiere passi falsi. Gli attori per dare inizio allo spettacolo sono sul palcoscenico. Noi ci troviamo qui in prima fila per applaudire quella che speriamo si riveli un'interpretazione memorabile. Siamo in diretta dal Celtic Park, uno stadio che... Buono, vai, cerchiamo di far subito il golletto così da tranquillizzarci, che poi con la mascherina facciamo fatica a respirare. André, ed è gol, sul rimpallo, subito. E questo come in un Sampdoria Milan, con è nato Jordan. Sì, me la ricorderò sempre. Sampdoria Milan non ricordo se 1-0 o 2-1, adesso non ricordo, però il gol di Sheva me lo ricordo, che è risultato così.
e non potevano metterla. Poi l'ha rifatto col Chelsea, non mi ricordo contro chi. Vabbè. Diciamo che di Sheva so un po' quasi tutto perché lo amo leggermente. Infatti su casa nuova ho già pronto un poster incorniciato di Sheva pronto da mettere nella stanza dei giochi, che quando verrà fuori sarà qualcosa di epicus. E trova bene il Attenzione, dopo la Cina non ci capisce niente. pallone lungo in verticale. Sembra un segno del destino, a fatalità, il girone più scarso della storia proprio con l'Ucraina. Forse sarà la volta buona che lo vinciamo. Anche se comunque sono squadre forti, perché ho visto Brasile, Argentina, forse anche Germania, però ne ho viste parecchie di squadre forti, quindi il girone lo passiamo, penso, da primi. Dopo si vedrà. Palla verso il centro dell'area, riesce ad intercettare. Girone stra abbordabile, ma dalla quale è meglio diffidare. Adesso vedi 3-1 Cina e andiamo fuori. Ciao. No! Mamma mia. Stai zitto come, per piacere, fallo per il bene dell'umanità. Sta in silenzio. Sta in silenzio. Grazie. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Konoplyanka. Konoplyanka. Bello. Si allunga e trova la palla. Vai. Prova a fare tutto da solo. Mikolenko. La mette sulla sinistra. No, qua si vede che la mascherina qua c'ha un po' destabilizzato. Madonna, speriamo finisca presto tutto questo, raga. Qui pallone sprecato. Lei è dura. Mi spaventa di più ormai la parte quasi forse economica che di salute, perché rischiamo un tracollo mondiale. Vai Sheva, subito Sheva da solo contro tutti. Andriy, missile imparabile. Andriy Shevchenko. Sono già scappati via. Mamma mia, che missile, ragazzi. Purtroppo stiamo giocando contro squadre, insomma, non impossibili, quindi diciamo non dobbiamo esaltarci troppo. Però, ragazzi, 2 partite, 3 gol. E l'obiettivo almeno è vincere il capocannonieri, cavolo. Se voglio vederlo nell'albo d'oro, lo pretendo. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono Un giocatore comunque la differenza la fa. Ed è comunque, raga, più scarso di Ronaldo e Messi, E chiaramente non potevo farlo forte come loro, ma non perché siano più forti loro, ma semplicemente perché è giusto così. Si ricomincia la Poi chiaro, Messi purtroppo, io parlo un po' di parte, non lo sopporto. Per me i primi 2 anni di Messi sono solo infortuni e problemi fisici risolti grazie a tante cose, non solo al talento, che c'è, quello vabbè, è indiscutibile che ha un talento fuori dal normale, però insomma volevo vederlo con il fisico normale, senza tutte le bombe provano a ripartire da che il dietro. Barcellona ha dato per farlo crescere, perché veramente 7 la differenza è spaventosa. Altro che Pato, per carità, anche Pato l'hanno rovinato i deficienti di Milan Lab, però Messi, per poter giocare a questi livelli così, il talento ok, ma i bottiglioni preparati per migliorare il fisico ci sono, ragazzi. Chi ama Messi non può, se si nega a questo è che non capisce niente, perché è così purtroppo. I primi anni di Messi sono tanti e tanti problemi muscolari e fisici, dopo magicamente diventa una bestia Si riprende con il secondo tempo. e praticamente non si spacca pochissimo e diventa quel che è, che vabbè, ripeto, tecnicamente è il migliore in assoluto, non si può dire il contrario, però Prova a velocizzare il gioco con la non posso che stimare di più Ronaldo, che ce l'ha fatta allenandosi 102 ore al giorno, insomma, c'è talento anche il suo fuori dal normale, ma una voglia di allenarsi e di essere il migliore che sinceramente, sia della Juve non mi interessa, non cambierò mai opinione, cioè Ronaldo 100 volte Messi, per l'impegno e per come si è costruito. Dopo vabbè, insomma, se quello è un paragono a Maradona e Messi rido, perché Maradona è il calcio. Attenzione! Cioè, c'è gente che dice che Maradona giocava meglio per la cocaina, per la droga, quando in realtà quel tipo di vita ti stronca e ti distrugge. Infatti senza quella vita sregolata e tutta quella coca poteva giocare fino a 60 anni, poteva giocare ancora adesso, era fermo probabilmente. Quindi proprio c'è... La droga fa tutto tranne che migliorarti le prestazioni sportive. Dopo vabbè, ripeto, il calcio è così, quindi l'oggettività non è ammessa, però Pelé ha vinto i 3 mondiali, va bene, e questo non li toglie nessuno.
scusate se sto divagando, ma volevo un po' parlare con voi, però insomma fare 1000 passagol nel campionato brasiliano, cioè, doveva assolutamente mettersi in gioco nel calcio europeo, allora sì, allora forse Pelé poteva anche essere considerato il migliore, ma Maradona ha vinto in squadre che senza di lui hanno vinto poco o niente. Napoli purtroppo insomma non mi risulta di aver vinto tanto altro senza Maradona, in una squadra forte ma di certo col Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi, la Sampdoria di Vialli, insomma una Serie A comunque devastante ragazzi, cioè, ripeto, la Fiorentina andava in B con Batistuta, quindi ecco, benissimo. E dopo con l'Argentina dell'86 che ragazzi, cioè, è una squadra che veramente tutto fuorché una squadra da mondiale, una buona squadra ma nulla di che, è che c'era Maradona ragazzi, quindi era l'unico giocatore secondo me in grado da solo di vincere le partite nella storia del calcio. Di testa, peccato, siamo dei campi, sono i giocatori crepano e basta, insomma Pelé ha vinto tutto ma con una squadra di campioni assoluti. Questo Morale mi fa cagare, vediamo. Yaremchuk, poi togliamo Konoplyanka e mettiamo Kovalenko e mettiamo a riposo lui e mettiamo ok, e così insomma la vedo così, secondo me c'è poco da dire, però è chiaro che il calcio è bello perché ognuno può dire la sua. Costituzione comprensibile, sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. No, ecco, perché ste cose, c'è pressing proprio zero, va bene, così, un po' di pressing, dai, siamo 2-0, insomma, stiamo veramente cazzeggiando perché è un girone a dir poco ridicolo. Finalmente oserei dire comunque, perché siamo stati sempre sfortunati. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Comunque tanto madonna, passaggio strepitoso di scena per Yaremchuk. Che tiro di merda. Ci mette una pezza. Yarmolenko è sicuramente meglio di quest'altro che veramente si stanca subito, non mi ha per niente convinto, pensavo veramente cazzo, buon attacco, se serve Sergei Rebrov, cioè senza Rebrov non è Ucraina, cioè. Yarmolenko, Zinchenko, Andriy di tacco, un po' di accademia per l'Ucraina. Yarmolenko, va in scivolata, fallo, posizione interessante e manca poco al termine. grazie, ok. La giocata di fine. Kovalenko la mette in mezzo, no, purtroppo nessuno riesce a prenderla, finisce 2-0, doppietta di André. Voliamo sicuramente agli ottavi, cerchiamo di fare un'ultima bella partita per suggellare il tutto. Un girone veramente veramente semplice. Tanto Malta vince ragazzi, Malta è ancora in corsa, non ci credo. In realtà forse un minima possibilità di uscire c'è, ma dobbiamo perdere tipo 80-0, insomma, carità, tutto può essere nel calcio però. Aspetta. Allora, ok, facciamo un po' di turnover. Allora, ok, proviamo. Qua mettiamo Yaremchuk, anche Konoplyanka. Lo mettiamo, proviamo. Cigankov. Turnover, insomma, teoricamente non dovremo avere problemi e se lo teniamo perché chiaramente dobbiamo vincere la capocannonieri. Calcio d'inizio. No, dicevo che quando ci sarà la casa nuova con la postazione è tutto super, mi piacerebbe veramente fare delle live
durante le partite del Milan e parlare un po' della mia squadra che mi sta facendo soffrire da ormai Ci siamo. 2011. Benvenuti a questo straordinario E un evento po' con per emozionanti cambiare format, parlare insieme di calcio, mandarci anche a fare in culo tutti quanti, perché so che dopo vengono fuori, io penso questo, tu pensi quello, e chiaramente con la webcam fatta bene, cioè con la posizione giusta, con un bel, insomma, un bello sfondo dietro, tutte cose così. Sceva subito, Andri, niente, c'ho The Punisher, dopo un minuto segna sempre, pazzesco. Mamma mia ragazzi, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. my Può fare un god, gol simile, my ci vuole god. tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Quarto gol. Questa è la chicca Quarto che gol volevo. messo da lui a segno in questa competizione. Sarebbe bello vedere contro una squadra forte, tanto insomma, Un penso colpo in che vantaggio davvero pesantissimo. Palla in e anche avanti, Panama è prosegue. servita. Dopo Zinchenko 50 mondiali, sempre gironi è davvero una austici, bella serie di arriva passaggi Sheva, questa. girone semplice. Ottimo pallone in profondità. Pazzesco. Ma poi sempre all'inizio, cioè all'inizio è veramente Tutto micidiale, bene oh. fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Allontana la palla. Ok. Beh, se trovo una bella face di Rud, sicuramente faccio un mondiale con l'Olanda e Van Nistelrooy, Ricordiamo che la che partita si è secondo il mio sbloccata già nei attaccante minuti preferito, iniziali. quindi Il punteggio è quindi di 1-0. posso già Prova spoilerarla, non lunga subito, chiaramente dopo riprenderemo con squadre diciamo più normali. Infatti riesce la ad prossima, intercettare. diciamo, posso dire che tra le opzioni c'è sicuramente l'Algeria, che me l'avete chiesto in tantissimi, per Benasser, soprattutto che sì, buon giocatore, ma cioè, non può essere ancora entrato nel cuore dei milanisti, l'ho visto anche giocare dal vivo, non è niente, cioè, non mi ha entusiasmato, nel senso, anzi, perché in realtà è una partita anche un po' orrenda per noi, però Elegante. Scodella il cross. uff, Non è vabbè. riuscito a metterla Comunque sì, dentro. vinciamo Davvero di ottima misura difesa comunque sulla questa squadra, non è che precisione. abbiamo vinto 8-0, È una 6-0 e precisione quindi difficile da creare. dobbiamo stare attenti Però adesso dagli cosa ottavi voleva in poi, fare lui? capire chi Se troviamo, col lasciare culo che passare abbiamo così? becchiamo il Brasile. Allora, è veramente il nostro mondiale, becchiamo una squadretta anche agli ottavi. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Buono, delizioso, Non ha oserei avuto dire. fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Riceve un pallone interessante. Prova con la palla lunga. Passaggio in avanti nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Oh, mamma Il mia. portiere la spedisce su. Gioca con un pallone lungo. Si fa trovare sulla Ok. traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Comunque lascerò il link Circondono la anche il palla. canale di questo Henry Mod, perché è giusto. Veramente Ed ecco che un la grande, conclusione un grande. Anzi è scriverò, ti prego perfetta. fai Ruud van Questi sono Nistelrooy. 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo Oh gol alla scusate, fine. sta cazzo di... Sono avanti di un gol, ma non è un vantaggio che può farli sentire completamente al sicuro. Credo che nel Per secondo carità tempo... no, però Fallo netto, nessuno sono si alza abbastanza fuori dal tranquillo. direttore di gara. Ok. Zinchenko. Zinchenko a girare, bellissimo Zinchenko, capolavoro del Zin. Parata, certo non un intervento di Rodin. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Bel giocatore anche Zinchenko. Tenta il numero. Bellissima, peccato. Sbroglia la situazione. Peccato veramente. Zinchenko Palla di recupera no nuovo sotto il purtroppo. loro controllo. Il portiere la calcia lontano. Penso uno dei gironi più semplici veramente della storia, c'è andata veramente di lusso. Differenza minima tra le due compagini. Un'occasione potrebbe cambiare tutto. No, zio.
Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Fallo, non fischiato, meno male che siamo in vantaggio, siamo già qualificati perché sennò veramente è da schizzo. Decide di sfruttare la fascia. Prova la giocata di Fino. Gioca una palla lunga. Andri, È riuscito a passare. Sheva tira il missile, un po' esagerato, ma Pallone sopra la traversa, bastavano pochi centimetri. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. La gioca in profondità, ci mette il fisico Ok. e conquista il pallone. Riceve il passaggio e ora un duello con Shevchenko. Ciao Andriy Shevchenko, 2-0. Saldamente nelle loro mani. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e C'è niente da passaggio fare, sono stati un'intesa talento perfetta. devastante, Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. veramente si candida a capocannoniere, che è l'obiettivo minimo, insomma, vorrei arrivare almeno in semifinale comunque io, Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Occhio, cerchiamo di rimanere imbattuti, grazie. Oh, Occhio alla conclusione. no, guarda che Stanno correndo rischi davvero inutili. che bavosi. Dai il triplettone, Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E con occasioni di contropiede. Allarga il gioco. Traversone in arrivo. mamma mia, E il peccato. portiere la fa sua. Pericolo sventato almeno per ora. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ok, proviamo, vabbè, insomma è andata, raga. Dopo che sono stato abbastanza tranquillo perché con un girone così siamo passati ugualmente anche senza Andrì. Sarà da capire poi con le squadre forti. Certo abbiamo un'occasione d'oro di vincere le mondiali impossibile perché abbiamo un giocatore fortissimo e una squadra comunque buona e squadre non impossibili. Speriamo. E andiamo agli ottavi, vediamo contro chi. Anche al di là del risultato. Buono, adesso vediamo chi abbiamo. L'Islanda, diciamo che qualcuno ci ama, Ucraina e Islanda, ma no ragazzi, possiamo andare in semifinale perché dopo abbiamo, perché la Slovacchia ho visto che è rognosa, Ucraina e Islanda, Senegal, Slovacchia, Germania, Perù, Turchia e Kosovo, quindi diciamo in semifinale c'è la possibilità di beccare la Germania, poi Argentina, Cina, Algeria, Romania, Olanda, Cile, Francia, Brasile, madonna, guarda di là, ragazzi, veramente culo. Stiamo calmi, ma l'occasione è veramente ghiotta di arrivare almeno in semifinale. Classifica gol. Vabbè, ok, Messi però ci sta rompendo i maroni. No, regolamento anche no, grazie. Classifica assist abbiamo Yaremchuk con 2. Complimenti al buon Yaremchuk. E Sheva comunque ne ha 1. Raga, sotto il comando veneziano, sono gasato a 1000. Ciao!